Salve a tutti, ci troviamo al Civico Museo del Cavallino della Giara a Genoni. In occasione dell'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei, intitolato appunto Piccoli Musei Narranti, oggi presentiamo il libro dell'abito tradizionale di Genoni. Leggeremo in particolare il contesto storico dal quale emerge appunto anche la necessità da parte dell'amministrazione comunale di effettuare un lavoro di ricerca che ci ha consentito oggi di avere appunto al museo esposti gli abiti tradizionali di Genoni di fine 1800. Contesto storico. Analizzando il contesto regionale è emerso, diversamente da quanto avvenuto in altri comuni della Sardegna, che Genoni nel tempo non ha mantenuto vivo il ricordo dell'abito tradizionale. Questo non deve stupire perché già nel 1886 lo scrittore Marcello Vinelli, nella rivista Viaggi in Italia, pubblica un articolo e traccia un quadro romantico e nostalgico dell'abbigliamento tradizionale sardo, descritto attraverso tutti i suoi più tipici elementi, segnalando che in numerose località della Sardegna si assiste alla progressiva sparizione dell'abito tradizionale, sia maschile che femminile. Pertanto, dopo anni di indifferenza, l'amministrazione comunale di Genoni ha sentito il bisogno di raccogliere in maniera sistematica le tradizioni del passato al fine di ricostruire rigorosamente e quanto più fedelmente possibile il tipico abito tradizionale genonese. Un lavoro lungo e meticoloso svolto in collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Proloco, il cui obiettivo è quello di conservare e tramandare nel tempo il ricordo del modo di vestire dei nostri antenati, a coloro i quali sono nati quando questi non esistevano più. Si è voluto essere il più possibile attendibili, cercando di non sconvolgere l'idea che i più hanno del nostro abito tradizionale. Per fare ciò si è tenuto conto del fatto che in Sardegna gli abiti tradizionali hanno una matrice comune sia per quanto riguarda i materiali utilizzati che per le fattezze in ossequio alle influenze sociali, religiose ed economiche del tempo. Infatti, in tutti i paesi le materie prime utilizzate per il confezionamento del vestiario venivano ricavate da ciò che la natura offriva e che si producevano e trasformavano in casa. Anche i genonesi lo facevano, infatti allevavano le pecore e coltivavano il lino e, come descritto anche nel dizionario Angius Casalis del 1833, le donne attendono la tessitura ma non lavorano il lino e la lana più che domandi il bisogno della famiglia. I telai sono 220, tutti nella solita semplicità sardesca, eccetto un solo così formato come sono nei paesi dove quest'arte sia conosciuta e sappiasi alle cose antiche sostituire le migliori. Dalla lettura dei documenti del passato possiamo quindi affermare con certezza che il materiale usato per il confezionamento dei vestiti sia maschili che femminile è l'orbace, ricavato dalla filatura della lana di pecora, tinto nei colori del nero per l'uomo e per il lutto della donna ed il marrone per le giovani. Per le camicie e gli altri capi di vestiario ed il corredo in generale il materiale utilizzato era il lino. I colori di alcuni capi di vestiario ed in particolare delle gonne sono arrivati sino ai nostri giorni, sono quelli più moderni e risalgono ai primi del Novecento e sono il verde e il blu. Pertanto, per fare una ricostruzione quanto più fedele e possibile, ci si è attenuti ai tessuti e dei colori usati alla fine dell'Ottocento. Nel lavoro di ricerca è emerso che storicamente è possibile collocare l'abito tradizionale genonese in due periodi distinti. Il primo, che va dalle origini fino ai primi del Novecento, e il secondo dai primi del Novecento sino agli anni 50, periodo in cui l'uso dell'abito tradizionale è stato definitivamente dismesso. Sostanzialmente la differenziazione tra gli abiti utilizzati nei due periodi è da individuarsi esclusivamente sul tipo dei tessuti e dei colori utilizzati. Successivamente, a partire dal primo dopoguerra del Novecento, anche a Genoni, così come in altri comuni della Sardegna, si registra un generale abbandono dei diversi indumenti, sia maschili che femminili, che formavano la struttura fondamentale del vestiario tradizionale a favore di modelli comunemente adottati in tutto il continente. Stupisce in particolare che ad abbandonare gli abiti tradizionali siano state per prime le donne, mentre gli uomini continuarono ad indossare ancora sino agli anni 50 i classici calzoni a roda e su gruppetto.